che oggi non si fa. La tassa applicata agli alberghi non è così, la tassa viene applicata al turista. È ovvio, così come succede oggi in Croazia, è molto semplice fare in questo modo €1 per ogni notte, è la cosa più semplice, più diretta. Ma questo crea un po' di disagio tra gli operatori, perché gli operatori criticano il fatto che perché solo noi dovrebbe essere applicata anche in altri esercizi commerciali legati al turismo, come il ristorante, come il negozio che propone prodotti così, gadget di ricordo, è un po' difficile. Sulla tassa di soggiorno bisogna fare alcune precisazioni. Oggi la legislatura regionale non ha la facoltà di poterla applicare. Quindi anche volendo domani mattina non potremo applicare questa benedetta tassa. È una tassa di scopo, come la vedo io, nel senso preleviamo dei soldi in maniera esclusiva e dedicata a un argomento, quello dello sviluppo del turismo. E fatto questo noi possiamo pensare a qualsiasi forma di applicazione. Io ho fatto l'esempio della tassa per notte perché è quella più semplice, ma potremmo pensare a una tessera servizi dove magari offriamo alcuni servizi come il trasporto pullman gratis dall'albergo al centro sportivo, all'impianto in salita per le montagne, o alle spiagge o alle discoteche per il mare, che all'ente pubblico costa 3, farlo pagare 10 per fare un'ipotesi. Però diventa difficile poi pensare come lo facciamo rendere obbligatorio a questa tessera. Oppure qualcuno dice ma perché non applichiamo un 0, sulla fatturazione di tutti gli esercizi commerciali di quell'area. Nel momento in cui si considera area a vocazione turistica, a chiunque operi in quell'area applichiamo un 0, più perché loro traggono profitto dal turismo. Io sono contrario perché si tornerebbe a mettere in mano in tasca ai imprenditori più che al turista, e poi si andrebbe a tassare anche una parte di fatturato che non è dedicato esclusivamente al turismo. C'è un'economia locale che comunque vive, comunque fa vivere l'esercizio commerciale. Al ristorante a Jesolo non ci va solo il turista, probabilmente ci va anche chi vive a Jesolo, perché se vuole andare al ristorante va lì. E allora come scindere quello che arriva come guadagno da un turista rispetto a un residente? Diventa molto difficile. Quello che è evidente è che dobbiamo cercare delle risorse sul nostro territorio che non vada a appesantire quello che è già il peso fiscale che il nostro territorio soffre. Poi sul come farlo, ancora tutto da decidere, questo se e quando potremo farlo, e lo potremo fare solo se con i decreti applicativi sul federalismo. Si è parlato di decreto applicativo sul federalismo municipale, si sta parlando adesso di federalismo di fiscalità regionale.